Sono definite stazionarie dai medici dell'ospedale di Vittorio Veneto le condizioni del dodicenne che lunedì sera dopo cena, chiuso nella sua stanza, ha cercato di togliersi la vita impiccandosi. Un quadro fin da subito gravissimo, quello del ragazzino che viene monitorato costantemente. Un caso che sconvolge innanzitutto per la giovanissima età del ragazzo. Ormai da qualche anno l'età di insorgenza appunto si è abbassata. Per cui è evidente che noi dobbiamo predisporre una rete di servizi che prima era in qualche modo tarata su ragazzini, su interventi per ragazzini più grandi. Adesso in realtà dobbiamo occuparci anche di situazioni che invece si verificano in età così precoce. Il disagio in preadolescenti e adolescenti è diffuso, spiega lo specialista. Nella sola ULSS di Conegliano e Vittorio Veneto da inizio anno sono stati trattati per diverse problematiche 392 giovanissimi. Le prime sentinelle rimangono i genitori. I segnali ci sono, nel senso che soprattutto in ambito scolastico ma anche in ambito familiare si possono registrare dei segni di disagio, un brusco calo del rendimento scolastico o una difficoltà nelle relazioni con i compagni o con i genitori. Sono cose che dovrebbero essere prese in considerazione e affrontate. Ci sono delle crisi in qualche modo fisiologiche dell'adolescenza. In alcune situazioni questo processo può assumere delle caratteristiche invece più problematiche, più importanti, che necessitano di interventi appunto importanti.